Ok, buongiorno a tutti. Non era solo un aggiustamento tecnico, portate pazienza, sono ovviamente delle modalità comunicative che anche a noi permettono delle sperimentazioni quotidiane, ma assolutamente da provare, da promuovere. Siamo qui al quarto appuntamento con la rubrica, la diretta con lo specialista del mese. Porto i saluti a quanti ci seguiranno in diretta, ma anche a quanti potranno vederci poi in differita. Ringrazio quindi l'azienda USL per l'opportunità che mi è stata data. Mi presento, sono Edoardo Mampreso, sono un medico neurologo, lavoro presso l'ospedale di Pieve di Sacco dal 2010, ospedale che è della rete dell'UL6 Euganea, e offro assieme ai miei colleghi nel nostro staff un servizio di neurologia generale che copre tutte le specialità della neurologia e le sottospecialità, ma anche degli ambulatori dedicati a delle attività specialistiche di secondo livello e di terzo livello, il che vuol dire che offriamo degli ambulatori ultra specialistici legati esplicitamente a delle patologie. In questo caso l'invito da parte dell'azienda è stato rivolto a me per parlare del mal di testa, che è una problematica di sicuro enorme interesse dal punto di vista epidemiologico, e nel senso che è una patologia, una malattia molto diffusa. Di fatto è esperienza quotidiana di tutti noi almeno una volta nella vita aver avuto un attacco, un episodio di mal di testa, ma in particolare colpisce determinate fasce di popolazione, soprattutto la popolazione più giovanile, creando una situazione molto invalidante in alcuni casi, che necessita quindi un approccio non più di autogestione, ma un approccio quindi terapeutico condotto e accompagnato da uno specialista. Nel caso ci fossero delle domande, siete sempre, se siete in diretta potete rivolgerle immediatamente. Nel caso in cui l'argomento sia di vostro interesse, potrete approfondire in un secondo momento con delle domande anche al di fuori della diretta. Per parlare in linee generali, il mal di testa oppure le cefalee sono una parte, un capitolo della neurologia di notevole interesse, e tant'è che addirittura sono uno dei pochi argomenti nei quali c'è stato un fiorire di letteratura scientifica e di società scientifiche che hanno portato alla creazione di una classificazione di tutte le forme di mal di testa, diciamo inquadrabili, che è stata racchiusa, qui vi mostro, in quest'opera, che è la classificazione internazionale delle cefalee, nella quale si riassumono circa 200 e passa forme di mal di testa di notevole impatto, ed è sostanzialmente divisa in due aree. Ci sono quindi due grosse distinzioni da fare. La prima è l'area dei mal di testa causati da una malattia, da una condizione sottostante. Faccio l'esempio della pressione arteriosa, per esempio. Qualche situazione tipo crisi ipertensiva potrebbe determinare degli episodi di mal di testa, oppure malattie di tipo infiammatorio, malattie infettive, oppure condizioni traumatiche. Per esempio, un trauma effettivamente può determinare un mal di testa, un trauma cranico. Dall'altra parte c'è invece il grosso capitolo dei mal di testa che sono malattia di per sé. Cosa si intende per questo? Si intende delle forme di dolore del cranio e del capo che si ripresentano periodicamente nello stesso soggetto, con delle caratteristiche spesso sempre le stesse, precise, che permettono quindi un inquadramento preciso della forma di mal di testa che abbiamo davanti, ossia nell'ambito dei capitoli delle forme di mal di testa di per sé, che noi chiamiamo mal di testa primitivo. Ci sono delle grosse categorie, e in particolare quella che coinvolge la maggior parte della popolazione è l'emicrania.
Di emicrania tutti quanti un po' sentiamo parlare, dal dialogo comune, dal vicino, dall'amico, perché effettivamente è una condizione che colpisce addirittura fino al 20% della popolazione femminile, in particolare nell'età fertile, diciamo nell'età adulto, giovane adulta, e crea quindi delle condizioni di disabilità ricorrenti notevoli. L'emicrania che cos'è? L'emicrania non è solo mal di testa, quindi l'emicrania è una sindrome, è una condizione clinica nella quale c'è il dolore, ma anche altri sintomi. Il paziente che ha l'emicrania conosce benissimo questa situazione, nel senso che negli anni, mano a mano, la sua esperienza è quella di assistere a episodi che arrivano in maniera ricorrente e che più spesso hanno le stesse caratteristiche. Che cosa vuol dire sindrome? Vuol dire che oltre al dolore, quindi dolore della testa e del capo, che può essere da un lato, dall'altro, da entrambi, con delle caratteristiche di intensità di un certo rilievo, ci sono anche altri sintomi, ossia il fastidio per le stimolazioni ambientali, che noi chiamiamo, per esempio nel caso della luce, la fotofobia, il fastidio per i suoni, i rumori, che noi chiamiamo fonofobia, il fastidio per gli odori, che noi chiamiamo osmofobia, associato anche, quando la disabilità aumenta, alla nausea, al vomito, in alcuni casi quelli più prostranti, e ha delle caratteristiche del dolore per cui la stessa intensità del dolore aumenta mano a mano che la persona fa delle determinate azioni, che possono essere anche fare le scale, degli sforzi fisici molto lievi, e quindi aumenta il carico di disabilità. Vedo che stanno comparendo già delle domande che effettivamente mi aprono la discussione su alcuni argomenti, per esempio l'emicrania cronica. Ecco, che cos'è l'emicrania cronica? L'emicrania cronica è quando la condizione di emicrania, che è in una fascia di frequenza di episodi episodica, il che vuol dire che dal 1 a 2 episodi alla settimana c'è un incremento progressivo. Questo avviene a volte in mesi, anni, ma in maniera quasi ineluttabile verso una cronicità, ossia ci sono almeno 15 episodi di mal di testa nell'arco di un mese. Questa condizione però non è solo in un mese, si protrae per 3, 4, 5, 6, 8 mesi, per anni in questa persona, e quindi creano effettivamente un impatto di disabilità notevole. Pensate che addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato l'emicrania, in particolare l'emicrania cronica, come la 7ª causa di disabilità per giorni di malattia all'anno, il che vuol dire un numero di giorni persi molto elevato, nei quali le persone non sono in grado di svolgere la propria vita quotidiana. Ma in particolare un'indagine di 2 anni fa ha sottocategorizzato, vedendo che nelle persone sotto i 50 anni è addirittura la 3ª causa di disabilità, e soprattutto nelle donne. Ora, effettivamente vedo che una persona pone la domanda sull'emicrania cronica e dà già uno spunto di riflessione, ossia ci suggerisce che c'è una condizione di trattamento, ossia questa persona assume l'Inderal, che è uno dei farmaci che si utilizzano nel trattamento dell'emicrania. Perché questo? Allora, quando ci troviamo davanti ad un episodio di mal di testa, tutti noi abbiamo avuto esperienza, prendiamo un analgesico. Ovviamente già il consiglio di base è che questo analgesico venga preso il prima possibile, cioè all'inizio dell'episodio di mal di testa, e se poi abbiamo già esperienza si possa scegliere l'analgesico che per noi è il migliore. Ma quando questa condizione si ripete nel tempo, cioè si ripete nei giorni e nelle settimane, nei mesi, allora non siamo più in grado di gestire il mal di testa con il singolo analgesico o con la ripetuta assunzione di analgesici, per cui abbiamo bisogno effettivamente di instaurare una terapia. Per terapia abbiamo varie opzioni, terapie farmacologiche e non farmacologiche, però in questo caso ovviamente
Ogni situazione va analizzata di per sé, ci vuole uno specialista. In particolare vi invito quindi a rivolgervi ai centri dedicati al mal di testa. In Italia siamo veramente fortunati perché ci sono strutture molto qualificate distribuite su tutto il territorio nazionale e le potete trovare addirittura su un sito di una società scientifica che si chiama Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, di cui facciamo parte anche noi. E noi in particolare nell'ambito dell'USL abbiamo attivato da ormai 6-7 anni un ambulatorio proprio dedicato di terzo livello nel quale vengono offerte tutte le terapie farmacologiche disponibili attualmente per la cura dell'emicrania e delle altre forme di cefalee e offriamo ovviamente anche consulti per valutare l'indicazione o meno a terapie non farmacologiche. Vedo una domanda assolutamente pertinente. Che rapporto c'è tra mal di testa e cervicali? Ecco, qui si può aprire effettivamente come un vaso di Pandora, perché la confusione generale che c'è tra nell'addizione le cervicali e la vera e propria sottoclassificazione di quel mal di testa è enorme. Questo perché per anni effettivamente nel linguaggio comune l'utilizzo della parola cervicali sembra collegare l'origine del mal di testa ad una partenza del dolore dalla regione posteriore del capo o dal collo, per esempio, ma in realtà poi ci sono sì le forme di mal di testa cervicogeniche, però ci sono anche forme di mal di testa che, se noi andiamo ad analizzare bene, originano dal lato del collo, originano dalla parte posteriore del capo, però di fatto anche queste hanno dei sintomi collegati, altri sintomi aggiuntivi, e rientrano quindi come poi dopo riusciamo a bene ad individuare nell'emicrania, in una sindrome che poi è l'emicrania, che però in quel caso specifico si caratterizza per un dolore poi più spesso a partenza latero-cervicale. Quindi giustamente nel linguaggio comune si utilizza questa parola, però stiamo ben attenti. Se vediamo che le nostre cervicali hanno una frequenza di episodi di un certo rilievo, oppure sono non solo associate a mal di testa, ma c'è la nausea, c'è il vomito, ci sono anche altri sintomi, per esempio l'ipersensibilità all'ambiente, allora forse è meglio rivolgersi ad un neurologo, ad un centro dedicato al mal di testa, perché probabilmente non è cervicale. E in quel caso la terapia non sarebbe più solo semplicemente analgesica. Poi questa domanda di questa signora mi interessa molto, perché effettivamente per quanto riguarda l'osmofobia, 2 punti, essa è una conseguenza della crisi dolorosa o può esserne causa? Molto interessante, perché di questo argomento mi sono occupato, e chi mi conosce già fin dai tempi della tesi di laurea. L'osmofobia che cos'è? È un'ipersensibilità, tant'è che diventa un eccesso di sensibilità allo stimolo olfattivo. Sappiamo che la persona che soffre di emicrania effettivamente è ipersensibile agli stimoli ambientali in genere, quindi come vi dicevo prima i rumori e la luce, ma addirittura abbiamo scoperto che è ipersensibile agli stimoli olfattivi. Tant'è che addirittura alcuni di questi, come questa signora suggerisce, sono causa stessa dell'attacco emicranico. Ecco, questa è una caratteristica proprio assolutamente tipica dell'emicrania, tant'è che riusciamo spesso a differenziare gli altri mal di testa dall'emicrania quando le caratteristiche invece del dolore si assomigliano, solo grazie alla presenza della osmofobia e quindi la ipersensibilità al fastidio per gli odori. Vi ho parlato di emicrania, però ci sono ovviamente anche altre forme molto importanti che creano disabilità. Le principali sono la cefalea di tipo tensivo. Già la parola stessa ci descrive un po' quello che è lo scenario, cioè un mal di testa che ha delle caratteristiche di tipo oppressivo, di tipo pressante, ma non particolarmente disabilitante, e la cefalea a grappolo. Ora è arrivata un'altra domanda sull'alimentazione. Effettivamente anche questo è un altro argomento molto dibattuto, tant'è che sugli alimenti esiste tutto e il contrario di tutto. Se noi scriviamo su Google cefalea e alimentazione vengono fuori centinaia e migliaia di pagine che consigliano le diete più svariate, gli approcci terapeutici più svariati, però di fatto più spesso consigliano che cosa non fare, che cosa non mangiare,
il che è, diciamo, secondo me un atteggiamento anche un po' pregiudiziale, perché si danno degli elenchi, diciamo, classificazioni di alimenti che causano alimenti che non causano il mal di testa. Però effettivamente, a parte alcuni che possono essere più spesso, per esempio il vino rosso, la cioccolata oppure gli agrumi o certi formaggi stagionati, che è risaputo anche da letteratura che sia così, altri alimenti in realtà non sono causa del mal di testa. Quindi quella persona che poi magari affronta delle diete anche un po' prostranti e poi si porta solo ad una situazione di privazione. Per cui io consiglio, e anche i miei colleghi degli altri centri consigliano, di valutare sempre la propria storia individuale, quale alimento nella nostra vita possa aver causato del mal di testa, e questo va riverificato più spesso nella propria esperienza. Altra domanda sulla cefalea a grappolo: esiste una cura? Beh, certo, intanto è giusto fare bene una diagnosi, perché spesso, anche qui nel linguaggio comune, per mal di testa a grappolo, poi dopo, in realtà, analizzando bene, abbiamo altre forme di mal di testa sottostanti. Però invece, se la diagnosi è precisa, se si tratta proprio di cefalea a grappolo, esistono delle cure molto efficaci, effettivamente, sia per il singolo episodio, ripetuto anche nell'arco della stessa giornata, ma anche terapie preventive. In alcune circostanze si può arrivare anche qui ad un aumento della frequenza degli episodi, tant'è che la cefalea a grappolo da episodica diventa cronica. E anche qui la disabilità è notevole, tant'è che si devono utilizzare trattamenti abbastanza importanti, però sotto controllo medico, e qui il rapporto tra il paziente e il proprio curante è assolutamente stretto. Il rapporto deve essere molto molto di fiducia e collaborazione. Poi il malato di cefalea a grappolo più spesso si conosce meglio del neurologo, tant'è che sa individuare bene quando è l'inizio della propria fase, sa individuare bene quando è il momento di trattarsi. Poi ecco, vorrei parlarvi anche di una variante dell'emicrania, che è l'emicrania con aura. Che cosa si intende per emicrania con aura? Si intende una forma di emicrania che può essere più spesso preceduta da alcuni fenomeni che sono transitori, quindi si chiudono nell'arco di qualche minuto, da 5, 6, 10 fino anche ad un'ora, 2 ore, che sono caratterizzati da la presenza di sintomi o segni aggiuntivi, ossia non c'è solo il mal di testa che sta per arrivare, ma c'è per esempio una condizione nella quale c'è la perdita della visione da un lato del campo visivo, per esempio delle luci, degli zigzag luminosi che possa durare alcuni minuti, seguito da delle macchie luminose per esempio, e poi successivamente dal mal di testa. A questo si può associare anche un disturbo sensitivo, tipo un formicolio, in casi più rari ad un disturbo della forza o del linguaggio. Domanda assolutamente cruciale: dottore, un analgesico va assunto dai primi sintomi o meglio aspettare? Benissimo, qua bisogna essere assolutamente determinati. Nel momento in cui si sa che quel tipo di analgesico per noi è efficace, è meglio non tardare, perché si è verificato dall'esperienza e dalla letteratura scientifica che il tardare, quindi il trattare più tardi l'episodio di mal di testa, non solo provoca l'allungamento della fase dolorosa, ma addirittura provoca anche la ricaduta dell'episodio stesso, cioè infatti nel caso specifico la crisi di emicrania, se non interrotta nel più breve tempo possibile, può protrarsi per addirittura oltre 24, 36, 72 ore, e quindi aumentare il carico di disabilità dei giorni della persona, e sul lungo periodo portare anche quindi a facilitare la cronicizzazione del mal di testa. Perché questo è l'argomento principale, cioè la disabilità, perché in questi anni sta crescendo moltissimo l'interesse nei confronti dell'emicrania, però si considera ancora il mal di testa una condizione per la quale non c'è non c'è cura, oppure nella quale si può tranquillamente sopravvivere.
In realtà l'emicrania secondo me è un po' come un iceberg. Io vi mostro questa immagine per farvi capire che la punta dell'iceberg è il fenomeno che noi vediamo nelle singole esperienze, ma quello che c'è sotto veramente, la grande massa di ghiaccio, sono gli anni e i giorni di sofferenza dei malati che non sono stati presi in considerazione. Tant'è che purtroppo in questa fase il legislatore non ha ancora introdotto il mal di testa, l'emicrania o le sue forme croniche nei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. E quindi purtroppo anche noi operatori della sanità ci troviamo in difficoltà a gestire e organizzare dei trattamenti o delle reti di assistenza che invece potrebbero essere molto efficaci. Altra domanda, io mi sveglio spesso con il mal di testa, che fare? Domanda interessante, perché qui si apre l'argomento che avevo accennato prima, ossia la possibilità che si possa trattare di un mal di testa secondario. Cioè la persona che si sveglia con il mal di testa ovviamente va studiata bene, va analizzata bene. Ci si potrebbe trovare davanti ad una condizione invece non più di mal di testa da trattare di per sé, ma una condizione tipo di malattia. Per esempio ci può essere una condizione di ipertensione sottostante, che nelle ore notturne raggiunge alcuni livelli che possono provocare quindi mal di testa, oppure addirittura una condizione più sottile, che può essere quella legata alla sindrome delle apnee notturne. E qui effettivamente il ruolo del partner è significativo, perché ci può aiutare a capire se quella persona ha non solo una respirazione notturna scarsa, ma può andare incontro anche delle pause delle apnee. Altra domanda di Lara Merighi, che conosco personalmente, è una persona vulcanica che si occupa dei malati di mal di testa da tantissimi anni, che suggerisce: per chi ha mal di testa tutti i giorni del mese, può assumere un antidolorifico ogni giorno? Beh, qui effettivamente la domanda è, secondo me, molto intelligente, perché certo non è che può o non può, nel senso che il malato di mal di testa sa che se con l'analgesico sta meglio, è ovvio che per condurre una propria giornata adeguata è giusto che lo assuma. Però sappiamo anche che l'assunzione ripetuta degli episodi di analgesici negli episodi di mal di testa provoca la cronicizzazione, e quindi può essere un comportamento che deve assolutamente essere fermato nel più breve tempo possibile, e qui è chiaro, è necessario un consulto specialistico. Domanda: la cefalea a grappolo può essere tramandata al figlio? Ma allora non è così lineare, nel senso che non ci sono dati così forti, nel senso che ci sono sicuramente delle famiglie nelle quali si aggregano delle forme di mal di testa più frequenti. Nel caso della cefalea a grappolo certo può accadere, però l'argomento ereditarietà e mal di testa è molto delicato, è ancora molto dibattuto ancora nei convegni di nostro interesse. Poi ecco, altra domanda: effettivamente fare sport per chi soffre di cefalea è sbagliato? Beh no, direi assolutamente no. È chiaro che il mal di testa si può aggravare nel momento in cui è già cominciato. Chi ha la crisi di mal di testa spesso evita quindi di andare a fare un'attività fisica, perché può aumentare la sua condizione di dolore. Però un'attività fisica regolare nell'ambito quindi di una condizione di benessere si è visto che assolutamente riduce l'andamento e i giorni di mal di testa. Tengo anche a ricordare un fatto molto importante, un suggerimento quindi: come ci si può preparare per venire ad una visita per il mal di testa? Allora, preparare cosa vuol dire? Nel senso, per aiutare quindi il clinico è meglio avere anche voi come pazienti le idee chiare, il che nel momento in cui vi presentate alla visita da uno specialista, magari sarebbe utile che abbiate già fatto un'analisi dei trattamenti che avete fatto nel corso dei vostri anni, sia per la crisi di mal di testa che trattamenti di prevenzione, quindi terapie croniche, per aiutare lo specialista ad individuare quali possono essere per voi quelli più utili da riutilizzare o meno. Poi ecco, sarebbe anche opportuno che voi aveste già in mano un diario del mal di testa. Un diario del mal di testa che cos'è?
può essere una vostra agenda personale, è chiaro, nel senso che per non complicare la vostra vita non è utile a volte aggiungere agende e diari, ma può anche essere un diario costruito apposta, e noi nel nostro centro, e così come anche in altri centri d'Italia, ne adottiamo uno in particolare, che potete scaricare dal sito dell'USL 6 Ugani andando alla pagina della neurologia di Piove di Sacco, e compilare man a mano che vengono le crisi di mal di testa. Il diario può essere utile per capire l'intensità, l'andamento del mal di testa e anche la sua ricorrenza, tant'è che possiamo individuare forme di mal di testa per esempio solo del fine settimana, o forme di mal di testa collegate esclusivamente al ciclo mestruale, o mal di testa collegati a determinate fasce orarie, e qui addirittura individuare un fattore scatenante e causante. Altra domanda: dottore, l'emicrania può essere collegata ad un problema di ipertensione arteriosa? Assolutamente sì, nel senso che l'emicrania può peggiorare nel caso in cui l'ipertensione non è ben controllata, però in questo caso abbiamo già avuto una diagnosi di emicrania, mentre la cefalea da ipertensione è un'altra condizione, nel senso che è una condizione clinica diversa. Qui vi mostro un esempio del diario, lo potete trovare alla pagina dell'USL, ma addirittura semplicemente se non avete particolare confidenza con la pagina, potete digitare su Google diario cefalea Padova, si compila il campo in automatico, e andare a scaricarlo, e quindi aiutare il medico che vi vedrà nella visita ad analizzare bene il vostro mal di testa grazie a delle informazioni aggiuntive. Penso che ci sia tempo per altre domande. Mio padre aveva la cefalea. Dottore, può dirmi chi posso rivolgermi con centro a Napoli? Beh, a Napoli ci sono vari centri, un centro molto qualificato all'Università di Federico II. Comunque, soprattutto per chiudere, ecco, nel senso che non vi consiglio singoli centri, ma andate nel sito della Società Italiana delle Cefalee, potete scrivere anche qui su Google Società Italiana per lo studio delle cefalee, e trovate veramente una mappa di tutto il territorio nazionale con i centri dedicati. Mio padre aveva la cefalea a grappolo, io l'emicrania spesso, ha bisogno prendo Imicran. C'è qualche cura per prevenire gli attacchi di mal di testa? Assolutamente, non solo qualche, ma ce ne sono svariate cure. È chiaro che però vanno utilizzate a dovere, vanno utilizzate con oculatezza e sotto controllo medico. Altra domanda: c'è speranza in un miglioramento dell'emicrania in menopausa? Quali sono le statistiche? Beh, domanda interessantissima, perché c'è sì assolutamente speranza. È chiaro che però qui le condizioni possono essere le più svariate, la maggior parte delle condizioni vanno in miglioramento, soprattutto se stiamo parlando di una menopausa fisiologica. Se stiamo parlando di una menopausa chirurgica o iatrogena o farmacologica, purtroppo può non essere così. Però nella maggior parte delle situazioni di menopausa fisiologica, se poi abbiamo avuto un'emicrania o un mal di testa che aveva un andamento più spesso ricorrente col ciclo mestruale, può essere così. Altra domanda, e qui veramente sono tantissime, una dietro l'altra, rispondo brevemente a quest'ultima: le differenze fra i sintomi di emicrania e cefalea tensiva sono puramente indicativi o è possibile che io soffra contemporaneamente di entrambe? Sì, direi di sì, può soffrire contemporaneamente di entrambi, oppure può avere una storia di emicrania che magari è cambiata nel tempo, non ha più solo gli episodi di emicrania di cui ha avuto esperienza, quindi intensi, ma anche una forma di mal di testa di sottofondo. Ciò non toglie che bisogna trattare entrambe o con un unico approccio oppure con due approcci combinati. E con questo, purtroppo, nel senso, il tempo a disposizione non è infinito, però vi ringrazio per l'attenzione, porto i saluti dell'azienda USL, colgo anche l'occasione di augurarvi buone festività e vi invito quindi a rivolgervi innanzitutto al vostro medico di medicina generale, ma poi anche in base al suo consiglio di venire ai centri dedicati al mal di testa, e noi qui a Padova effettivamente siamo molto fortunati. E vi ringrazio ancora. Buongiorno a tutti.